Fratelli e sorelle, questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. Cristo ieri e oggi, principio e fine, vengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe, gloriose, ci protegga e ci custodisca Cristo Signore. Amen. Problemi col vinto. Ecco è tornata. Là. Non si fa niente, aspetta che... Metti in mansora, fa piova.
La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Non importa. Rendiamo grazie a Dio. Fatemelo. Rendiamo grazie a Dio.
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile e onnipotente e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il suo sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo Figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, o Signore, che questo cero offerto del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa splendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Possiamo spegnere le candele. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque
per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco,
Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, 6° giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel 7° giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva, per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che, se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino. Non è questo. Non era preparato. Terza lettura. Scusate. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani
e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato. Santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo d'Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo,
che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la resi impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Come una cerva anela ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, o Dio. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così l'anima mia nera a te, o Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Come la cerva nera ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a te, oh Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano la tua santa montagna, alla tua dimora. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza secondo il tuo disegno eterno. Tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora il suono delle campane e dell'organo si uniranno alla nostra lode. Noi cantiamo tutti la gloria di Dio, che in Cristo morto e risorto rende nuovi il cielo e la terra. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam.
Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi
non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dei morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo 40 giorni torna il canto dell'acclamazione pasquale, l'Alleluia. Il Vescovo canterà per primo, quindi risponderemo insieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. La destra del Signore sia innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato,
all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo del Signore disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Esulti il coro degli angeli, gioisca la terra, gioisca la Madre Chiesa, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Così abbiamo sentito cantare nel preconio pasquale l'Esultet. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Queste tenebre si erano addensate sulla terra al momento della morte di Gesù. Fu buio su tutta la terra. Abbiamo sentito domenica scorsa nella lettura della Passione secondo Matteo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Un buio materiale, ma soprattutto un buio, un'oscurità spirituale. La speranza accesa da Gesù, che aveva proclamato la vicinanza di Dio agli uomini e aveva affermato di essere Lui il Figlio inviato dal Padre per restituire agli uomini luce e speranza, tutto questo sembrava definitivamente spento, deluso irrimediabilmente. Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce, ricordiamo queste parole. Ha confidato in Dio, lo libera in Lui, ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Così avevano deriso sprezzantemente Gesù che stava morendo in croce i capi del popolo. Lo avevano condannato a morire proprio per dimostrare che non era assolutamente vero che era l'inviato del Padre. Se questo suo padre lo lascia morire, è la prova più evidente che si era inventato tutto. Proprio così è stato. La speranza che Dio fosse venuto a salvare l'umanità attraverso Gesù appariva definitivamente scomparsa e fu buio su tutta la terra.
Ed ora invece la luce si riaccende. Un angelo del Signore, abbiamo appena ascoltato, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra, si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come la neve. La luce si è riaccesa. Dio ha dato prova che davvero Gesù era veramente il suo inviato, il Figlio di Dio. Voi non abbiate paura, dice l'angelo alle donne. Le guardie sì che dovevano aver paura. Erano rimaste come morte, dice il Vangelo, loro che avevano avuto la pretesa e la convinzione di fare la guardia ad un morto nel timore che i suoi discepoli venissero a rubarlo. Erano state messe lì proprio per questo. Ricordiamo le parole dei capi dei sacerdoti e dei farisei che si erano rivolti a Pilato dicendo: ordina che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino. E poi dicono il popolo: è risorto dai morti. Erano lì per questo. Non c'è stato bisogno che i suoi discepoli venissero a rubarlo. Dio stesso mantiene la sua promessa e strappa dalla morte il figlio suo che aveva dato la vita per amore degli uomini, secondo la sua volontà. E questo gesto di risurrezione è la conferma di tutte le parole di Gesù e della sua pretesa, apparentemente assurda e inconcepibile, di essere il Messia, il Figlio eterno di Dio fatto uomo. È la garanzia, la prova che Gesù aveva detto il vero. So che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Se Gesù non fosse risorto, la sua morte sarebbe stata, certo, un gesto generoso, ma sostanzialmente inutile. Proprio la sua risurrezione dà a quella morte il significato di liberazione, di guarigione, di salvezza per tutti noi, per tutti gli uomini. La morte di Gesù non è la fine di tutte le speranze, ma il passaggio. Sapete che Pasqua vuol dire passaggio? Il passaggio verso la vita, più precisamente verso la vita per sempre con Dio. Lo è per Gesù e per tutti coloro che crederanno in Lui. Uniti a Lui mediante la fede e il sacramento del battesimo, anche noi sperimentiamo già fin d'ora la potenza di vita nuova che viene da Gesù e manteniamo viva la speranza che con Lui condivideremo per sempre la vita con Dio, la vita eterna, al momento della nostra morte. Abbiamo sentito San Paolo: per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova, la vita di figli di Dio. Battezzati, cioè immersi, sepolti in Cristo morto e risorto, per condividere con Lui la vita di Dio, già ora e poi per sempre nella vita eterna. Cara Angie, è la nostra catecumena che diventerà cristiana fra poco, col battesimo. Cara Angie, è questo il dono che ti appresti a ricevere, unita per sempre a Gesù, passando con Lui dall'estraneità alla comunione con il Padre, diventando figlia amata e amata per sempre, unita a Lui da un amore più forte di ogni peccato e di ogni morte. Siamo vicini a te e sentiamo che attraverso il tuo battesimo viene rivivificato anche il nostro battesimo. Attraverso la tua cresima viene riconfermata anche la nostra cresima. Attraverso il tuo primo incontro con il pane di vita che è l'Eucaristia, siamo noi stessi invitati a riscoprire il dono eucaristico.
Grazie per la tua scelta, grazie per coloro che ti hanno accompagnata a questo momento. Noi preghiamo per te, ma anche per tutti noi, perché la gioia e la luce di Cristo risorto animino sempre la nostra vita e siano anche il dono che noi portiamo ai fratelli. Ha ora inizio la liturgia battesimale. Nell'acqua del battesimo rinascono ancora oggi a vita nuova coloro che credono in Cristo, immersi nella sua morte e risurrezione. Vengono trasfigurati dallo Spirito ed entrano a far parte della Chiesa. Fratelli e sorelle, l'avvenimento della risurrezione annunciato dalla luce del cielo e proclamato dalla parola di Dio ora si realizza nella vita di questa nostra sorella che accompagniamo al fonte battesimale perché sia immersa in Cristo morto e risorto. Angie, avvicinati. La nostra comunità questa notte è come una madre che è nella gioia, perché sta per nascere una nuova figlia dall'acqua e dallo Spirito Santo. La nostra preghiera si fa ora insistente per lei e per quanti su tutta la terra stanno per ricevere il battesimo. Preghiamo anche per noi affinché siamo sempre fedeli alla dignità di figli di Dio. Si unisca alla festa di questa comunità anche la Chiesa dei Santi nel cielo, coloro che hanno vissuto in pienezza il Vangelo e la vocazione battesimale, siano ora i nostri amici e fratelli che ci sostengono nella nostra Pasqua, nel passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista,
Sante Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetua e Felicità, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Tiziano, San Martino, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Rocco, Santi Francesco e Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Beato Giovanni Paolo I, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dona la grazia della vita nuova nel battesimo a questa tua eletta. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica. Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo grande amore e manda lo spirito di adozione a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza per Cristo nostro Signore. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni Battista nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, o Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Accendiamo ora le nostre candele fino al termine della liturgia battesimale. Assieme alla catecumena anche noi rinnoveremo la nostra rinuncia al male e la nostra professione di fede. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Questa nostra sorella Angie fra poco sarà immersa nella Pasqua di Cristo
Per questo, al termine del suo cammino catecumenale, professerà per la prima volta davanti a tutti la sua fede e si impegnerà a lasciarsi guidare da essa per tutta la vita. Anche noi, già battezzati, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del santo battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Insieme. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Angie, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sorella e figlia carissima, sei diventata una nuova creatura e sei rivestita di Cristo. Ricevi perciò la veste bianca e portala senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Ed ora avvicinati, madrina, per consegnare alla nuova battezzata il simbolo della luce. Angie, sei diventata luce in Cristo. Cammina sempre come figlia della luce, perché perseverando nella fede tu possa andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli.
altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Carissima neofita, nel battesimo sei rinata alla vita dei figli di Dio e sei diventata membra del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Ricevi ora il dono dello Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche tu dunque riceverai, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché resa più perfettamente conforme a Cristo, possa dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membra viva della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli e figli carissimi, nel silenzio preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questa neofita lo Spirito Santo che la confermerà con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale la renderà pienamente conforme a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questa tua figlia dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandola dal peccato, infondi in lei il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempila dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Engi, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Possiamo spegnere le candele. Fratelli e sorelle, in questa notte santissima in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, per i presbiteri e i diaconi, siano in mezzo a noi annunciatori fedeli e coraggiosi del Vangelo di Cristo, pastori della Chiesa secondo il cuore di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi che già siamo stati battezzati e per Angie, che in questa notte è rinata dall'acqua e dallo Spirito Santo, il Signore Dio ci aiuti ad accogliere con gratitudine il suo amore, per il quale ci ha resi in Cristo suoi figli di adozione. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a motivo della malattia o per situazioni familiari di disagio, sappiano confidare nel Signore Gesù risorto, perché il momento della prova non diventi scandalo per la fede, ma occasione di un più grande e profondo affidamento al Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutte le sorelle e fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Esprimiamo dentro di noi le nostre personali intenzioni di preghiera in questo momento così solenne. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni peccato e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi a noi, che confessiamo con gioia i prodigi del tuo amore, di rinnovarci nel pensiero e nelle opere per testimoniare con la vita ciò che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora presentiamo all'altare il pane e il vino. Accoglieremo poi il dono della presenza in mezzo a noi di Cristo morto e risorto. A questa liturgia eucaristica partecipa per la prima volta Enci come neofita. Sarà anche lei a portare all'altare le offerte per la celebrazione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, e la tua bontà abbiamo ricevuto. Questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi ogni salvezza. Benedetto. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo
perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli,
e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Angie, che oggi, mediante il battesimo e la confermazione, è entrata a far parte della tua famiglia. Fa che segua Cristo, tuo Figlio, con animo generoso e ardente. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Angie, carissima, sei rinata nel battesimo e sei chiamata realmente figlia di Dio. Nella confermazione hai ricevuto la pienezza dello Spirito Santo e ti accosterai all'altare del Signore per partecipare alla mensa del suo sacrificio. Ora, nello spirito dei figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, anche tu in questa assemblea potrai rivolgerti a Dio chiamandolo Padre, pregando insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Angie, figlia carissima, mi rivolgo a te che in questa notte gloriosa, rigenerata dall'acqua e dallo Spirito Santo, riceverai per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza, il corpo e il sangue di Cristo. Signore, ti faccia crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa, sia costante viatico, cioè pane della via per la tua vita, e pegno del convito eterno del cielo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degni di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Fratelli e sorelle, in questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate con gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. In questa notte santa, nella quale abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, il nostro pensiero si rivolge alla Madre del Signore. Ora invochiamo Maria con il canto dell'antifona Regina Celi. Regina Celi, letare, alleluia. Qui quem meruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. E buona Pasqua a tutti, in modo tutto particolare alla nostra neofita Angie e tutti coloro che hanno partecipato con fede a questa celebrazione. Buona Pasqua.